Arriveranno 4 collegati alla finanziaria e non uno come si era detto. Il tutto verrà condito e confezionato con un carico di 50 norme complessive. È questa la manovra parallela che si affianca alla legge di stabilità ed è stata trasmessa in Commissione Bilancio, dove già da oggi inizierà la discussione. Al primo collegato, cosiddetto generale, la Giunta ha approvato altri 3 disegni di legge che riguardano la gestione dei canoni concessori, il tema delle tasse con dentro il futuro di Riscossione Sicilia e le norme riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti regionali. Nello specifico, nel primo collegato ci saranno le norme riguardanti la gestione del demanio a quelle sui contributi per le ex province. Tra i primi articoli si prevedono alcune compensazioni economiche dovute allo stato di insularità della Sicilia, comprese le agevolazioni per le imprese che hanno sede legale nelle cosiddette ZES, zone economiche speciali dell'isola. Altri articoli riguardano la nascita del centro unidirezionale della Regione per creare la cittadella della pubblica amministrazione siciliana nella sede dell'ente minerario siciliano. In quella sede verranno trasferiti gli uffici degli assessorati regionali, dei dipartimenti regionali e degli uffici periferici, aventi sede istituzionale nelle città di Palermo, gli uffici speciali nonché i dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della Regione deciderà rimangano presso il Palazzo d'Orleans. Troveranno spazio nel centro direzionale anche gli uffici delle società partecipate della Regione Siciliana, attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse società con sede legale in Palermo. 2 milioni l'anno serviranno per assicurare gli immobili regionali, previsto dalla norma il diritto di prelazione per il riacquisto dei beni già di proprietà della Regione e poi destinati ad un fondo immobiliare che li ha riaffittati alla Regione stessa, prevista anche la dismissione degli immobili delle ASP, non espressamente destinati alle attività sanitarie. Altra norma disciplina le modalità di gara e le aggiudicazioni di lavori in Sicilia. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. Altro capitolo specifica che la Regione subentri alle ex province, accollandosi i mutui accesi e prevedendo anche la possibilità di rinegoziarli. Per questa misura sono previsti fino a 230 milioni di euro solo per il 2019. Dal 2020 le somme sono pari a circa 13 milioni l'anno per 3 anni. 10 milioni invece andranno all'azienda per il trasporto pubblico regionale per garantire l'ammissione gratuita a bordo sui mezzi dell'asta per gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e corpi dello Stato, per gli studenti universitari, gli anziani ultra sessacinquentenni e per i disabili. Gli altri 3 collegati riguardano, come detto, la modifica dei canoni concessori in Sicilia, la pubblica amministrazione e gli enti regionali ed infine l'ultimo relativo a Riscossione Sicilia, con una norma che prevede uno stanziamento di circa 3 milioni di euro e la proposta di aumentare l'aggio a favore della società nella riscossione delle tasse. Tutto questo si traduce concretamente al rinvio di 1 anno del termine per la liquidazione dell'azienda ed il passaggio in Equitalia. I collegati sono già trasmessi alla Commissione Bilancio ed a partire da oggi è prevista la seduta della Commissione. I malumori non mancano tra i deputati, soprattutto nell'area del centrodestra, dove serpeggia ancora area di battaglia e resa di conti. Il testo dei 4 collegati alla finanziaria potrebbero essere esitati entro questa settimana, prima di approdare naturalmente nel lungo ed insidioso percorso in Assemblea.